Buonasera a tutti, ben ritrovati al terzo appuntamento della rassegna letteraria Incontri d'autunno, parte del progetto Sul filo del discorso di edizione 2021. Questa sera la rassegna ha il piacere di avere come ospite il giornalista e scrittore Vindice Lecis, autore di numerosi romanzi storici, che questa sera ci presenterà l'ultima sua fatica dal titolo La Conquista, un romanzo carico di storie di azione in cui ideali e aspirazioni si infrangono sui cinici intrighi di una guerra che ha cambiato per sempre il destino della Sardegna. Dialogherà con Vindice Lecis il nostro caro amico Gianni Muzzu, che ringrazio di aver accettato sempre presente, sempre disponibile il nostro invito. Ringrazio i colleghi Antonello Budroni e Matteo Micozzi per la realizzazione di questa serata. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, vi ricordo quello che sarà il prossimo appuntamento della rassegna, giovedì 28 ottobre, sempre alle ore 17. Ospite della rassegna sarà Manuela Iaquinta, che presenterà il libro Ho scritto il tuo nome. La rassegna letteraria Incontri d'autunno è organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana ed è realizzata grazie al contributo della Regione Sardegna, assessorato alla cultura. Grazie a tutti voi e vi lascio la parola. Grazie infinite Marco, doverosi saluti a tutti i presenti e a tutti quelli che ci guardano da casa con... non toccare il microfono, va bene? E che ci seguono via streaming sul canale YouTube della biblioteca. Un saluto particolare lo voglio regalare, devo dire, all'assessore alla cultura della pubblica istruzione Sabrina Serra, riconfermata come tutti sapete proprio ieri nel ruolo del suo nuovo incarico di vice sindaco e di assessore alla pubblica istruzione, e noi tutti gli auguriamo un buon lavoro. E un saluto doveroso al direttore della biblioteca Marco Ronchi, che non smetterò mai di ringraziare per la sua fattiva, devo dire, collaborazione continua, e i suoi collaboratori, e in particolare Matteo Micozzi, sempre alla regia, e Antonello Budroni, che coordinano il lavoro di questa sera. Lecis, bentornato. E complimenti. La Conquista edizioni Condares, che presenteremo stasera, non solo mi ha fatto riscoprire la scrittura sotto alcuni aspetti, ma non è stato leggere un libro, è stato vedere un film. I tuoi personaggi inventati mi hanno davvero calato in una realtà che neanch'io conoscevo. Molti sono i tuoi romanzi storici, lo vediamo adesso in questa slide, sono tanti, non li leggo tutti, no, ma infatti credo che molti di questi ricadano ancora una volta nel Medioevo. La Conquista, siamo intorno al 1323. Io ti chiedo, quando ho letto il tuo romanzo, i diversi personaggi mi hanno consentito di leggere quei documenti che spesso non trovi, e che però in realtà i personaggi li fanno rivivere, no? È questo per te il romanzo storico? Perché nel romanzo storico abbiamo delle cose reali, realmente accadute, e abbiamo delle cose romanzate che rimangono sullo stesso filo. Sì, vabbè, anch'io ringrazio e vi ringrazio della presenza, ringrazio la biblioteca, l'amministrazione comunale, insomma, per questo invito. A Olbia praticamente ho presentato quasi tutti i miei libri, c'è sempre stato un bel confronto, un bel dibattito, ma entriamo subito nelle risposte, perché è bene, perché so che Gianni vuol fare giustamente il terzo grado. Io ho preso l'impegno di essere breve a differenza di altre volte, ma cerco di essere sintetico ed quanto più possibile efficace se ci riesco. Ma la domanda, che cos'è il romanzo storico? Beh, il romanzo storico, qualcuno dice che è un romanzo rubato, no? Altri dicono che è storia romanzata, ma nessuna di queste definizioni io l'accetto. Tanto già è sbagliato incasellare un'opera di narrativa dentro un genere, no? Sì, lo facciamo per facilitare, per cui il giallo, il noir, il poliziesco, lo spionistico, romanzo storico.
Il romanzo storico ha delle lunghe tradizioni, si è trasformato nel corso dei secoli. Adesso, per quanto riguarda la Sardegna, vive una certa buona giovinezza, perché mette in evidenza delle cose che la storiografia ufficiale ha magari affrontato, ma non ha spiegato del tutto. Quindi il romanzo serve per colmare con la fantasia i vuoti della documentazione, o laddove i vuoti non ci siano, quello di illuminare delle situazioni, dei momenti, ma anche far avanzare la letteratura, cioè i dialoghi, i confronti, gli intrighi. Qua ci sono battaglie e amori, ma non tutte le battaglie, gli amori o gli intrighi politici sono spiegati dai documenti o dal lavoro, anche qui abbiamo una bravissima archeologa, o dal lavoro degli archeologi. No, dato che le carte ci parlano e le pietre ci parlano, noi dobbiamo costruire qualcosa di avvincente che possa dare a volte qualche risposta, ma ponendo nuove domande. Per cui se c'è un assedio, io voglio capire com'è andato, come i personaggi di fantasia li faccio interagire con la storia vera e cercare di illuminare qualcosa che è molto oscuro. Bene, ci sei riuscito, devo dire, ci sei riuscito, perché il libro è davvero bello. Matteo, ci mandi eccola qua. Matteo, vedi, la regia di Matteo è sempre impeccabile. Sì, è un passo avanti. È un passo avanti. Ce la racconti questa cartina del... Sì. 1300? 23, sì. Io guardo la telecamera, ma so di che cosa si tratta. Allora, quando arrivano i catalani aragonesi in Sardegna, non è che trovano una zattera di pietra in mezzo al mare piena di situazioni ambigue, cioè troviamo un sovrano, un signore, una signoria, diciamo così, particolare come quella del giudicato di Arborea, ed è importantissimo, che è stato poi il giudicato più longevo, ed è la cosa più caratteristica, più originale. Ma poi troviamo due signorie di tipo italiano come i Doria e i Malaspina, che si erano spartiti le spoglie del vecchio giudicato di Torres. Poi troviamo la grande, il grande territorio occupati, gestiti, non so se occupati o gestiti o dominati o governati. Anche qui il romanzo storico non serve a dare delle definizioni, serve a porre delle domande particolari, per cui Pisa c'era già da 2 secoli in Sardegna. È come quando parliamo dei Romani e parliamo di conquista e di dominazione, sì certo, ma parliamo anche di integrazione. E per quanto riguarda i pisani, noi non stiamo parlando di gente che era sconosciuta, solo un esercito di invasione, era qualcosa di particolare, per cui c'era stata la fondazione di Villa di Chiesa, c'era stato uno sviluppo e una nascita di Castel di Castro, cioè Cagliari, eccetera, eccetera, un dominio che partiva dal Sulcis, dal Cigerro, tutto il Campidano in parte, fino alle coste orientali, fino alla Gallura, quindi una presenza pisana molto importante. E poi abbiamo un libero comune, benché controllato prima un po' da Pisa e poi da Genova, però abbiamo un comune che nulla aveva di diverso, se mi passate la battuta, da quelli che erano i comuni, grandi comuni italiani dell'epoca, da Pisa, da Lucca o da comuni veneti, eccetera, con propri statuti e addirittura con una propria struttura muraria, con i propri reggimenti, cioè il proprio governo. Ecco, queste particolarità facevano della Sardegna quasi un unicum, una cosa del tutto particolare, e quindi i catalani aragonesi, quando arrivano, si pongono il problema di, non so se poi me lo chiederai, di ottemperare a una decisione di un papa odiato da Dante. Dante è presente nel romanzo, sono presenti alcuni dei personaggi, come è presente Bonifacio VIII, ma sono presenti anche Brancadori, odiato da lui, Bonifacio VIII naturalmente odiato da Dante, e ci troviamo di fronte a una situazione per cui i catalani aragonesi tentano di conquistare la Sardegna, ma non come un vero e proprio esercito di occupazione, ma con l'aiuto dei sardi e delle entità che io ho appena citato. Bene, Vindice. Quindi abbiamo già parlato di Anagni, no? Di Papa Bonifacio VIII, c'è stato un Dario Navere, periodo dei Vespri, Sicilia al Papa, per intenderci, e Sardegna, ma tutta da conquistare, Corsica agli aragonesi. Hai parlato di un comune, chiaramente il comune Sassari. Anche Iglesias in realtà, anche Villa Iglesias, di Chiesa. Anche Iglesias. A pagina 143 del tuo libro,
si legge: era infatti consuetudine alla chiusura delle porte, dopo il terzo ritocco della campana civica, che gli abitanti potessero gettare, non senza aver gridato per 3 volte l'avvertimento «Ti guarda, ti guarda, ti guarda», le acque luride dalle finestre, e proseguendo. Tuttavia, gli statuti imponevano rigorose norme per l'igiene pubblica. Era così? Beh, sì, quando io parlavo di questi comuni, ho dimenticato Iglesias, ma non erano, dicevo, come entità autonoma c'era Sassari. Iglesias era all'interno dei territori controllati, gestiti, governati appunto da Pisa, prima della Gherardesca e poi da Pisa. Sì, effettivamente, quella è una fase della nostra storia sarda veramente interessante, affascinante se vogliamo. Per cui Gianni mi ha chiesto di Sassari, rispondo proprio rapidamente. Sassari si staccava dalla situazione delle altre entità amministrative e politiche della Sardegna per un motivo, perché era pur controllata da Pisa prima, che mandava il podestà, e poi da Genova, che mandava ugualmente il podestà, ma era governata da quel ceto mercantile che era cresciuto anche in tutta Italia, per cui il Consiglio Maggiore, 100 uomini di Sassari, erano 100 sassaresi, tutti maschi, tra l'altro, tutti facoltosi, che gestivano a vita le vicende della città e così via, con una struttura politica, amministrativa, giudiziaria, di controllo e di gestione dei traffici economici è interessantissima, ed è una cosa che nulla ha di meno di altre situazioni nel continente italiano, quindi da questo punto di vista. Quindi la cosa che ha letto Gianni, cioè il famoso d'Asotto e tre, per capirci, cioè dell'immondizia che veniva gettata, è una cosa vecchissima, anche perché nonostante i legislatori sassaresi già dal tempo della prima presenza pisana, ma secondo qualche storico anche prima della presenza pisana, perché Sassari probabilmente dalla dissoluzione del giudicato di Torres all'arrivo, che c'erano già, ma dei pisani che controllano un po' poi quel territorio, cosa succede? Succede che probabilmente per un ventennio, forse qualcosina di più, si auto-organizzano, quindi cominciano a sorgere le mura. Cioè noi pensiamo a questa villa che cresce nel giro di pochi decenni e che si sviluppa in maniera esponenziale, controllando poi i traffici col porto di Torres e il territorio che stava alle spalle. Ma Sassari aveva un problema, sì, gestiva in modo moderno anche dal punto di vista giudiziario, adesso non stiamo lì, ma ci sono degli esempi anche per come venivano puniti i reati contro le donne o contro la salute pubblica. Ma Sassari è sempre stato un cuneo infilato nel costato dei Doria, che erano insieme ai Malaspina le due signorie importantissime e storicamente importanti in Italia, e non solo i Doria, ma si erano spartiti questo giudicato di Torres, eccetera, mentre il vecchio giudicato di Gallura, dove siamo adesso, era già, diciamo, roba pisana, anche dal punto di vista ecclesiastico, per tutta una serie di cose. Poi vedremo, perché ci sono una serie di episodi che sono raccontati nel libro che riguardano Pedres e che riguardano appunto questo territorio e queste curatorie. La cosa interessante è che, per chiudere il discorso di Sassari, è che Sassari ha sempre difeso gelosamente la propria autonomia, che non si può definire la propria libertà non con i termini moderni, ma avendo uno statuto ha sempre cercato di patteggiare con i vari dominatori pisani, genovesi e poi catalano-aragonesi le proprie prerogative e i propri privilegi, e ci è riuscita anche nel pieno periodo spagnolo, quindi qualche secolo dopo. Sassari è riuscita sempre a patteggiare, a organizzare qualcosa, quindi ad avere dei suoi personaggi a gestire le cose poi della città. E questo è un aspetto importante, per cui quando ci dicono che la Sardegna non contava nulla è una grande fregnaccia, una grande stupidaggine, allo stesso tempo come quando ci dicono che la Sardegna è stata il centro di tutto. No, eravamo molto condizionati dagli altri. Perfetto. È proprio di personaggi che ci soffermiamo un attimo, perché su Sassari due personaggi importanti che attraversano il libro dall'inizio quasi fino alla fine, uno si chiama Agnesina e l'altro si chiama Biagio Pintus. È il momento in cui Sassari cerca di mandare via i genovesi, per intenderci, e rendersi ancora più indipendente, ma nel frattempo nelle ceneri covavano le alleanze con gli aragonesi.
Guantino Cattoni, che ruolo ha nella vita politica sassarese? E Agnesina e Biagio Pintus, personaggi tuoi di fantasia, di bella fantasia, che ruolo hanno nel romanzo? La cosa bella è quando i personaggi di fantasia si intrecciano con quelli veri, no? E allora quest'estate Maria Vittoria mi ha chiamato e mi ha detto, o forse era per l'altro Roma, mi ha detto: ma sì, ma questo è esistito davvero? E io dico: no, questo non è esistito, però attenzione che le cose che sta facendo hanno una certa verosimiglianza. E quindi abbiamo, Gianni giustamente ha citato Guantino Cattoni, che è stato uno di quei personaggi di cui ho parlato prima, cioè uno dei ceti magnatizi, come direbbero gli intellettualoni, no? I ceti magnatizi della città, che gestivano insieme ad altre famiglie, che sono i Pala, i De Villa di allora, ma in Sardegna ce n'erano altri, e gestisce con una spregiudicatezza, ma anche con una certa energia militare, le cose della città. Ed è un vero e proprio capo quasi rivoluzionario, a favore naturalmente di quella che poi diventerà la borghesia molti secoli dopo. E poi abbiamo questi personaggi di fantasia, uno appunto Agnesina, che era una normale cestinaia. Insomma, Vabbè, potrebbe. Biagio se ne innamora, io Esatto, dico sì. Potrebbe essere così. Diciamo che questa forse un pochino nobiliare dal punto di vista di quella acconciatura, eccetera, però il capello sciolto dimostrava. Ecco, Agnesina era una cestinaia di Castelgenovese che per una serie di vicende viene intrappolata in un omicidio avvenuto realmente a Castelgenovese, cioè l'omicidio del prete Nicolino, che era un prete al servizio di Brancaleone Doria. Naturalmente la bravura più o meno dell'autore è quella di non solo di essere credibile, di far interagire il personaggio. Naturalmente, ritornando verso il Sassarese, cioè nel paese di Geridu, che è uno dei pochi, forse l'unico paese villa medioevale scavata, in questo caso dal professor Milanese, incontra l'altro personaggio di fantasia, uno dei 6 o 7 personaggi di fantasia importanti, che è questo, ecco, Biagio Pintus, che è un falegname che diventa miliziano. Ora, non esistevano gli eserciti di professione, le città non avevano degli eserciti, però a somiglianza degli eserciti di Lucca o di Volterra o di Pisa, c'era una specie di servizio di leva, per cui a Sassari i cittadini venivano chiamati alle armi per un breve periodo, ma tutti dai 14 fino ai 70 anni, se non ricordo male, per la vigilanza delle mura, per fare le guardie campestri, per controllare le porte, naturalmente sulla base di un'organizzazione particolare. Questi due naturalmente si innamorano, e io ho cercato di raccontare qui il tentativo di non fare mai dei romanzi storici che siano mitizzanti, cioè che raccontano un medioevo che non è mai esistito, troppo romantico, eccessivamente romantico, ma un medioevo, dato che stiamo parlando adesso del medioevo, reale, dove si sente la puzza dei rifiuti in decomposizione o il sangue delle persone che stanno morendo in battaglia, e quindi anche delle difficoltà delle donne a imporre una propria personalità, per cui io non racconto queste donne che sono tutte eroine, no? Racconto delle donne che sono quasi tutte analfabete, per esempio, come gli uomini d'altra parte, ma che a differenza degli uomini non potevano scalare la scala gerarchica a meno che non fossero se stesse, diciamo così, nobili, per cui Agnesina nasce serva e morirà serva, anche se si sposa un artigiano come, non so se poi lo sposa, non voglio dirlo, ma come questo Biagio Pintus. E quindi si raccontano le difficoltà della donna, per cui persino del parto, come si partoriva, delle assurde condizioni sanitarie, chiamiamole così. C'è un capitolo molto interessante. Naturalmente c'è ricerca dietro questo. Certo. Allora, avviciniamoci alle 2 grandi guerre, va bene, in realtà è unica, però suddivisa in più parti. La prima, che peso ha avuto l'alleanza tra Ugone di Arborea, il comune di Sassari, i Doria, i Malaspina, con l'infante Alfonso IV di Aragona, figlio di Giacomo II di Aragona, nella guerra per la conquista della Sardegna. Sì. E te le faccio tutte e 2, così certo. Ti lascio parlare. Il 31 maggio 1323, 300 navi al comando dell'ammiraglio Francesco Carroz partono da Port Fangos, in Tarragona, per approdare a Palma di Sulcis il 24 giugno.
Si iniziò subito l'assedio di Villa di Chiesa, dopo aver combattuto nelle campagne, e la città resistette per 7 mesi e 10 giorni. Il 7 febbraio arriva la resa addirittura per fame. Chi sono? Di Milde e il marito fonditore di metalli Arsocco-Vacca e Furato Carras. Sì, rispondo, diciamo, unificando le risposte. Questo romanzo nasce perché un episodio come questo, dell'avvio della conquista dei catalano-aragonesi, mi è sembrato un vero e proprio oltraggio non affrontarlo dal punto di vista di un romanzo, perché da questo episodio, l'avvio della conquista, è cambiato il destino della Sardegna per 4 secoli e ha cambiato il nostro modo di parlare, il nostro modo di concepire il diritto, l'agricoltura, cioè è arrivato il feudalesimo, è cambiato tutto, è cambiata l'architettura religiosa, è cambiato tutto e mi sembra assurdo che un aspetto così importante della nostra vita sia stato, diciamo così, sì, è stato molto studiato dagli storici, eccetera, eccetera. Per cui molta attenzione è stata data alla fase di reazione dei sardi, e adesso arriviamo alla risposta. 30 anni dopo, con Mariano IV che si ribella ai catalano-aragonesi, per mitizzare quella che è stata, però effettivamente lo è stata, una guerra di liberazione dei sardi dai catalano-aragonesi. Però, detto questo, vorrei soffermarmi sul fatto che tu mi hai fatto la domanda, ma chi erano i Doria? Doria, Malaspina, Sassari e Ugone d'Arborea erano gli alleati dei catalano-aragonesi. Senza di loro avremmo avuto ancora i pisani. È una battuta, ma sì. Avremmo avuto i pisani all'uscio, come si dice a Livorno. Li avremmo avuti o no? La storia è fatta di tante cose, però se ci pensiamo bene, l'aiuto decisivo, ma più che dei sassaresi e dei Doria e dei Malaspina, che subito dopo si pentono di aver baciato la pantofola, come si dice in gergo religioso, a questo infante Alfonso, Ugone d'Arborea è quello che rimarrà alleato sino alla sua morte, cioè negli anni 30 del 300, e consentirà ai catalano-aragonesi di rafforzare la loro presenza. Quindi di fatto ci troviamo a un aiuto dei sardi all'invasione. Ma non perché i pisani fossero bravi, attenzione, i pisani sono arrivati in Sardegna 2 secoli prima perché avevano degli interessi, avere una testa di ponte importante, tanto avere Villa di Chiesa, che Villa di Chiesa garantiva il piombo argentifero, quindi la zecca, i soldi, quasi la metà del bilancio del comune di Pisa, della grande Repubblica di Pisa, della potente Repubblica di Pisa. Senza la Sardegna e senza il grano sardo, ma in particolare senza l'argento sardo, Pisa non ce l'avrebbe fatta, è stata importantissima. Chiaro che Pisa, dopo la sconfitta della Meloria contro Genova, inizia a declinare e alla fine gli rimane la Sardegna, quindi è stato come entrare con un coltello caldo nel burro per i catalano-aragonesi. Tutto sommato Pisa si arrende quasi subito, però ci sono degli episodi di resistenza che io racconto, non per fare un'epica che non esiste, ma per esempio prendiamo l'assedio di Villa di Chiesa, ma poi prendiamo anche un episodio che accade qui di fronte, che è citato nelle fonti in poche righe, ma chiaramente ho costruito, cioè l'attacco che c'è dei catalano-aragonesi qui al porto. Certo. Beh, insomma, questo assedio di 7 mesi e 10 giorni, se da una parte avevamo i catalano-aragonesi, 10.000 uomini, Gianni lo ha ricordato, che assediano Villa di Chiesa, perché quello era il punto centrale, e poi Cagliari, ma a difendere Villa di Chiesa non erano solo i pisani, erano i sardi, sardo-pisani, i sardi, centinaia di terrazzani, cioè di uomini che erano in armi, che erano sardi, ma dall'altra parte c'erano sì i catalano-aragonesi, ma c'erano anche i sassaresi, i Doria e Malaspina, altri sardi e gli oristanesi in particolare, che erano, cioè, che poco prima avevano garantito l'omaggio feudale all'infante Alfonso. Io racconto questa fastosa cerimonia. Guardate che da quel giorno anche lo status del giudicato di Arborea, che comunque era uno stato sovrano, uso un termine moderno, stato sovrano, cambia, perché diventa un vassallo di un re, anche se un vassallo di tipo speciale, rimarrà sempre, si considererà sempre quasi autonomo, ma in realtà non lo sarà più. E senza il pane, le armi e i soldi e gli uomini anche. E gli uomini del giudicato di Arborea già hanno fatto fatica il regno di Aragona e il Principato di Catalogna a vincere la guerra. E infatti
questa guerra che il romanzo finisce quando l'infante Alfonso, dopo 2 anni, prende Iglesias, prende Cagliari, tutti i sardi, sì, tu sei il nostro sovrano, eccetera, eccetera, se ne va tranquillo. E qualcuno gli dice, mica qui la situazione non è tranquilla, infatti iniziano a scoppiare delle rivolte. E i pisani stessi si rivoltano, i sardi pisani si rivoltano. Lui era convinto di aver risolto tutto. Beh, guardate che da quel giorno, cioè dal 1323, alla chiusura definitiva della pratica Sardegna per i catalani aragonesi, passa un secolo. Un secolo. È stata una conquista difficilissima. Io ho voluto usare il termine conquista proprio perché è stata una conquista vera, anche se è stata una conquista non sempre terribile, non sempre con eserciti di occupazione. Arriviamo proprio a un'integrazione degli stati, per cui i catalani aragonesi come governavano? Con il feudalesimo nelle campagne, lasciando alle città una loro parvenza di autonomia pur mettendo i rappresentanti e controllando i porti con i responsabili dei porti. Cioè non un modo solo vessatorio, anche se l'imposizione fiscale aumenta tantissimo, infatti molte ville, molti comuni muoiono da questa vessazione fiscale e il feudalesimo garantirà una parte negativa da questo punto di vista, accorpandosi con altri comuni, ma questa vicenda la dobbiamo inquadrare in un contesto chiaramente più grande. A noi interessa oggi pensare che in questo biennio succede davvero di tutto. Certo. In ogni caso gli spagnoli non riescono ad entrare a Villa di Chiesa perché la fortificazione era piuttosto forte. C'è stata, alla fine, stati presi per fame, per così dire, esatto, anche con l'onore delle armi. Esatto. E Furato Carras, nel tuo libro, e di Milde, esatto, che poi diventa, voglio dire, lui cerca di far diventare la sua donna, ma non ci riesce. 2 spie e ci prova, ma non, gli va male, insomma. Anzi, poi ne vedremo delle belle nei capitoli finali, per così dire. Forse è l'unico all'interno del libro che fa un ragionamento, ma stiamo caduti dalla padella alla brace? Punto di domanda. E infatti in questa ti ho messo questa immagine che ho ripreso in un corteo medievale. Bellissimo. E mi piaceva l'idea di complottare un attimo, perché il complotto è arrivato all'interno, devo dire, di Villa di Chiesa. Sì, nel romanzo non c'è solo la parte, diciamo così, storica o l'intrigo amoroso, c'è anche l'aspetto del giallo, chiamiamolo così, quindi dell'aspetto spionistico, perché il giudicato di Arborea era un giudicato moderno da questo punto di vista, perché aveva un apparato di informazione gigantesco. Una nave ostile che sbarcava qui a Olbia, e non cito a caso Olbia, l'arrivo di questa nave veniva immediatamente segnalata al giudice di Arborea nel giro di una giornata, naturalmente con i messi, eccetera, eccetera, che informava subito l'infante Alfonso, che assediava in quel momento Iglesias, o poi assediava Cagliari. Quindi questo incredibile servizio di informazioni, in particolare nelle zone occupate, gestite dai pisani, cioè la Gallura, la costa orientale e tutto il Sulcis e un pezzo di Campidano, sono confermate dalle carte. Tutte le lettere che Alfonso scrive a Eugone, Eugone scrive ad Alfonso e a Giacomo II, sono piene di informazioni che in particolare i sardi di Oristano danno ai catalani aragonesi, per cui gli dicono delle navi, gli dicono dei dissidi, gli dicono dei problemi che ci sono nel campo avverso, ed è molto affascinante. D'altra parte io, nei personaggi di fantasia, ma anche quelli reali, noi non abbiamo dei ritratti, no? Non abbiamo del ritratto di... Sì, abbiamo dei ritratti a volte un po' propagandistici, né di Guantino Cattoni, ma dello stesso Ugone. Io ho cercato di costruire il carattere delle persone sulla base di quello che loro scrivevano, anche se era una scrittura diplomatistica, no? Quindi, però a volte traspare un atteggiamento, una critica, un aspetto di polemica, pur da lettere prudenti, che sono delle lettere che sono fatte dalle cancellerie, no? E lì ti accorgi dell'atteggiamento forte di questo o di quel personaggio. E qui è chiaro che io, per esempio, questo Furato Carras, che è una spia arborense appunto di questo importante servizio di informazione dell'Arborea, che però è l'unico sardo che ha consapevolezza che la situazione potrebbe peggiorare rispetto a quella, perché il suo giudicato era un giudicato tutto sommato autonomo. Io capisco, lui dice, di non potersi opporre alla potenza di un papa che
decide di infeudare la Sardegna a un sovrano straniero. Però attenzione che i pisani erano un po' dentro e un po' fuori dal giudicato di Arborea, però si potevano combattere, ma questi catalano-aragonesi sono potenti, sono di più, hanno una terraferma più forte, insomma, e lui si accorge e cerca di fare un po' il doppio gioco lì, e diciamo che il sardo alle prese con la sua coscienza di sardo. E ho cercato di costruire questo. Ne parliamo dopo. E arriviamo finalmente a Olbia, va Certo. bene? Olbia e Pisa, io contentissimo perché olbiese di nascita, quindi anche di adozione sotto alcuni aspetti. Olbia, Pisani e Terranova. Tra la fine del XIII e del XIV secolo, Civita cambia nome, no? E viene chiamata Terranova. Qui si fanno tutta una serie di ipotesi. Il Panedda diceva che probabilmente è successo qualcosa di catastrofico, un attacco dei Saraceni, la città forse è stata bruciata. Altri invece, così come si legge da Olbia a Olbia, invece fanno ipotesi un pochino più accurate, dicono che i Visconti forse hanno attraversato economicamente grandi difficoltà, che Pisa si possessa della città, la cambia perché sta sul mare, un porto straordinariamente bello, protetto, e si rafforza. C'è una bella immagine che volevo farti vedere, anche se è un'immagine del 1600, ma ti posso soltanto dire, Matteo, puoi far vedere la cartina per piacere? Ecco qua. Questa è una riproduzione portata all'interno di un processo, però sull'alto, bellissimo. Come vedi, la città è fortificata, no? Pur cambiando, voglio dire, il nome e passando in Terranova, il primo, che era quello di Civita, rimane soprattutto sulla parte della curatoria vescovile. La zona viene chiamata Fondi di Monte, sotto il monte, e poi succedono delle cose importanti perché me le sono segnate l'indice. Nel comune compare un potestas con leggi e istituzioni proprie mutate da una struttura amministrativa del comune di Pisa. È confermata la presenza di un maior portus incaricato di riscuotere le imposte previste per le merci in transito nel porto. I mercanti che operano a Terranova dovevano versare in solido al comune di Pisa 25 lire di denari aquilini minuti per il 15 agosto, festa di Santa Maria di Mezzo Agosto. Infine, durante la dominazione pisana veniva seguito un programma di politica addirittura matrimoniale. I cosiddetti rampolli pisani venivano fatti sposare con damigelle della nobiltà indigena, tra virgolette, va bene, al fine di ottenere possedimenti ancora più ampi e soprattutto in maniera ereditaria. La domanda riguarda sostanzialmente alcune cose che avvengono all'interno di alcuni capitoli del tuo libro e riguarda soprattutto il castello di Pedres e il movimento di merci e di navi che poi arrivano giù a Cagliari, e ne parliamo dopo. Sì, la Gallura è presente perché era uno dei punti fondamentali della presenza pisana qui, e perdere anche la Gallura sarebbe stato un disastro. E infatti che cosa succede? Che mentre i catalani aragonesi assediano Villa di Chiesa, poi la espugnano e attaccano Cagliari, che cadrà poco dopo una battaglia importante, Luto Cisterna, e l'ammiraglio Carrozzo viene spedito dall'infante Alfonso con 20 galee per andare, l'obiettivo era a Porto Pisano, cioè il porto di Pisa, per occuparlo e per fare dei guasti, come si diceva al tempo. Però l'ammiraglio Carrozzo si ferma anzitutto in Ogliastra e prende un castello, uno dei castelli che erano sempre gestiti dai pisani, e successivamente si porta qui e attacca la città di Olbia, naturalmente Terranova. L'attacca ed è citato nella cronaca di Pietro IV il cerimonioso, Pietro IV, e anche nella cronaca di Muntaner, che sono le due cronache molto propagandistiche costruite dai catalani aragonesi, che però ci sono arrivate. Per cui noi abbiamo questo attacco a Terranova, che io riproduco naturalmente costruendolo con i personaggi di fantasia dei due ghibellini pisani che erano qui di stanza a Pedres e che erano venuti qui a trovare due fidanzate, e che naturalmente si trovano proprio nel momento in cui c'è l'attacco dell'ammiraglio Carroz a questa città.
Come era organizzata la città? In pratica bene non lo sappiamo, però era una città turrita, era una città con una porta probabilmente sul mare, come tutte le città portuali, perché come tu hai ricordato in un registro, in una fonte pisana del 1313-1317, si chiama Liber Fondaci, cioè un libro sui porti che riguardava anche la Gallura, è citato solo un porto, non quello di Terranova, ma di fatto le cose di Terranova sono uguali a quelle di Oroseo, a quelle di Posada, eccetera, eccetera. Quelle cose che diceva Gianni sono perfette, quindi c'era tutta un'organizzazione di mercato, tutta un'organizzazione di controllo portuale, tutta un'organizzazione doganale importante. Ebbene, quindi c'era sicuramente una porta, c'è un attacco e le fonti ci dicono che una torre viene presa, conquistata e data alle fiamme, ma c'è una difesa, per cui l'ammiraglio Carroz dopo un po' se ne deve tornare a Cagliari con la coda tra le gambe. Si parla di una torre esterna addirittura. Una torre esterna sul mare, quindi non si capisce bene, naturalmente un archeologo, uno storico può dire qualcosa meglio di me. A me interessava raccontare, come dire, lo scontro che c'era stato. Tra l'altro, subito dopo, i sardi presenti a Terranova vengono chiamati da una nuova flotta pisana che arriva qui e sbarca qui, dove io faccio incontrare appunto Di Milde, che era un'altra spia. Un contingente importante di sardo-pisani, di sardi, viene imbarcato sulle galee pisane e in parte genovesi per garantire l'ultima difesa di Cagliari e per partecipare alla battaglia di Lutto Cisterna, che per i pisani sarà un assoluto disastro. Quindi c'è una presenza, eccetera. E poi naturalmente il racconto di Pedres, ma nel senso che noi quante volte siamo andati, Gianni, a Pedres? Tante volte. Con Maria Vittoria, a vederlo, eccetera. Ma proprio ricordando questi fatti e sulle osservazioni in loco, per così dire, che abbiamo fatto proprio questa parte di cinta, quest'ultima cinta muraria straordinaria dal punto di vista architettonico, probabilmente eseguita anche da maestranze pisane, e una vita del castello di controllo probabilmente anche all'interno di fondi di monte per le persone che attaccavano dal territorio sardo la città di Terranova, per così dire. No, infatti io cito tutte le varie curatorie, ma adesso non me le ricordo, non è importante, ma insomma c'è tutta la geografia di questa zona è accuratamente descritta, anche perché poi Pedres aveva un suo ruolo importante. C'era un capitano, infatti le fonti pisane ci dicono che c'era un capitano pisano, naturalmente, inviato dai Savi e dal Senato di Pisa per la difesa estrema degli ultimi possedimenti. Poi è stato un disastro poi per i pisani, questo lo sappiamo dopo. Allora, arriviamo a questa grande battaglia di Lutto Cisterna o Lucco Cisterna. Fu l'unica combattuta in linea. In realtà poteva esserci una grande battaglia sul mare, che poi non è avvenuta per accordi presi fra i pisani e gli aragonesi. Qui c'è veramente tanto da raccontare, perché è stata davvero una grandissima battaglia. Io ho preso alcuni appunti, come al solito. Intanto dov'è? No? È una zona che si avvicina ad Elmas. Sì, dove c'è l'aeroporto? Dove c'è l'aeroporto? Zona paludosa. Zona paludosa. Nei pressi, dunque si chiama Via del Fangario, la parte in cui si è svolta questa battaglia. Chiaramente la vittoria dell'esercito aragonese, ma mi ha impressionato a Citerbola l'effettiva presenza degli uomini in battaglia, sia da una parte che dall'altra. Vi dico solo questo. Allora, il comandante Infante Afonso, figlio di Giacomo II di Aragona per quanto riguarda gli spagnoli, chiamiamoli così, mentre invece Manfredi della Gherardesca per quanto riguarda i pisani. Mi ha spaventato, su parte spagnola, 11.000 uomini tra fanti e cavalieri, questi soprattutto catalano-aragonesi, con alleati fanti arborensi, così come abbiamo già menzionato per l'attacco a Villa di Chiesa, milizie dei Doria, contingenti di Malaspina e del comune di Sassari, mentre invece 6.000 fanti da parte pisana, 300 balestrieri, 300 cavalieri, rinforzi di 1.000 fanti e balestrieri pisani, 800 cavalieri tedeschi mercenari,
200 cavalieri pisani, 200 cavalieri sardi dei possedimenti galluresi. È quelli che dicevo prima. Chiudo e poi ti lascio la parola, ti faccio andare perché c'è... E dice, perdite tra i cavalieri pisani, 300 cavalieri pisani e tedeschi, 1200 in totale tra fanti e cavalieri. Sulle perdite spagnole sconosciute, ma c'è un motivo, perché in realtà viene descritto da uno spagnolo e questa è la storia che poi viene riportata su tutti, devo dire, su tutti i libri di storia. Vuoi raccontarci qualche passaggio? Qui Sì. ci sono grossi personaggi che vengono realmente feriti, Sì, personaggi realmente esistenti. Sì, diciamo, è una battaglia vera, questa qui io la racconto cercando di tagliare le unghie a tutti gli intenti propagandistici delle fonti che ci sono arrivate. Purtroppo le fonti, anche se c'è stata anche qualche fonte pisana, cioè quella parte sconfitta, le fonti catalano-aragonesi che possiamo leggere, sicuramente anche qui abbiamo quei testi, appunto quelli che dicevo prima, effettivamente sono pieni di balle, nel senso che loro hanno amplificato molto la forza pisana rispetto alla loro, per poter glorificare la loro vittoria. L'unica cosa vera è che i catalano-aragonesi hanno potuto contare su una efficacia di un corpo specializzato di catalani che si chiamavano almogavari e che sono, complimenti, proprio questi, che erano un corpo mercenario di catalani cattivissimi che usavano delle armature leggere, una sacca, non avevano corazze, eccetera, erano spadino, eccetera, e erano guerriglieri praticamente, ma erano dei guerrieri importantissimi. Nel corso dei secoli avevano combattuto a favore e contro persino l'impero bizantino, avevano dato i loro servigi a un sacco di sovrani o li avevano tolti, insomma, combattenti veri. Questi fanno la differenza, ma non solo. Il problema è che i pisani hanno dimostrato scarsa perizia militare, almeno questo è stato possibile ricostruirlo. Nel mio romanzo non sto lì a perdere tanto tempo sull'argomento, però racconto un po' come sono andate le cose, mettendo insieme la parte di invenzione, quindi con i personaggi di fantasia, con quella storica, per cui le cose storiche sappiamo che il contingente pisano che si era fermato qui, aveva imbarcato appunto alcune centinaia di miliziani, arriva sbarca nella zona di Capoterra. Se andiamo a guardare una cartina della Sardegna vediamo quindi a occidente degli Stagni, quindi per arrivare a Cagliari i pisani hanno dovuto fare tutto il giro degli Stagni. Naturalmente erano spiati eccetera, li hanno se tu combatti poi con le spalle, con gli stagni alle spalle, basta un piccolo rovescio che ti spostano sugli stagni e per sé infatti accadde questo. Però la battaglia all'inizio è stata un po'... I pisani poi dividono il contingente in tre parti, ci sono stati alcuni errori strategici. Le cavallerie in una prima fase stavano per rovesciare l'esito della battaglia, ma poi i catalano-aragonesi, più numerosi sicuramente, ma comunque aiutati dai sardi, mentre i pisani non aiutati dal contingente pisano che era chiuso a Cagliari e che rimangono lì sulla porta, quasi come lì c'è stata molta accuse nell'epoca. I pisani all'interno, proprio Pisa, ha analizzato la situazione accusando proprio di tradimento, qualcuno diceva proprio il della Gherardesca, che non dimentichiamo era il figlio del signore di Pisa. Guarda, su questa cartina si vede molto bene quello che... insomma, lo sbarco è a Capoterra, lo sbarco è qui, proprio nella spiaggia della Maddalena, e l'esercito fa così, gira tutti gli stagni e viene intercettato all'altezza di Elmas, per capirci. E lì è stata una battaglia che è stata senza storia alla fine a favore dei catalano-aragonesi. I sardi hanno partecipato, pare, solo nella fase finale, finendo i feriti negli stagni, eccetera. Per i pisani è una sconfitta di proporzioni clamorose. Lo stesso della Gherardesca rimane ferito e morirà poco dopo a Cagliari, eccetera, nonostante abbia cercato di arrendersi, eccetera. La sua fuga è stata valutata nell'epoca come una fuga ignominiosa, naturalmente. I pisani, come numero di persone, proprio perché avevano un contingente intatto a Cagliari,
perché Cagliari era assediata, ma era una città integra. Cagliari era assediata, ma era un assedio barzelletta, nel senso che Cagliari aveva di fronte il Colle di Bonaria, io dico Cagliari per dire Castel di Castro, il Colle di Bonaria, dove adesso c'è la chiesa. Questa per esempio è una torre pisana. Quella è una torre pisana, ma la torre dove c'è adesso Bonaria, per capirci, i catalani aragonesi avevano eretto quella zona come loro accampamento, quindi costruendo un castrum, una chiesa, un castello, un castrum proprio, e poi sviluppandosi nel corso degli anni per tutto, mentre i pisani stavano all'interno di Castel di Castro. Quindi di fatto la guerra avrebbe rischiato di rimanere in stallo per un sacco di tempo. Questa battaglia garantisce invece una posizione fortissima, infatti subito dopo i pisani si arrenderanno, ci sarà il primo dei 2 trattati di pace dei pisani con, io lo racconto, con i catalani aragonesi. Il primo trattato non è così svantaggioso per i pisani, perdono alcune cose, però rimangono in città. Poi qualche anno dopo ci sarà una nuova rivolta pisana, una nuova guerra aiutata dai sardi, non andrà per il verso giusto, diciamo così, ma quella è appunto un'altra storia. Quindi è un momento di effervescenza totale ed è bellissimo andare a ricostruire queste vicende con l'aiuto però della fantasia, perché le fonti sono vergognosamente propagandistiche, in questo caso a favore dei catalani aragonesi, ma non perché i pisani fossero delle persone, delle personcine a modo, anche loro avevano la loro parte di propaganda. Però leggendo le carte pisane ci si accorge benissimo del disastro che loro vivono, venendogli a mancare progressivamente tutta una serie di entrate importanti da Villa di Chiesa, e poi il sale del Cagliaritano, e poi molto grano da certe zone, e in più in Sardegna inizia ad entrare come le cavallette questi feudatari che entrano e smembrano la Sardegna brano a brano e cominciano a far entrare quello che appunto noi chiamiamo il feudalesimo e che ci siamo portati fino all'800, poi in realtà fino al regno sardo piemontese. Ancora una domanda. Come facevi a conquistare queste? Era complicato. Era dura. E mi è piaciuto molto. Questo è è l'esercito spagnolo. Questa è la Torre dell'Elefante. Questa è la Torre dell'Elefante, c'è addirittura anche una stemma pisana abbastanza interessante. E nella battaglia molti pisani con armature pesanti sono rimasti impantanate, non riuscivano ad andare avanti proprio in una zona di fango da te descritta poc'anzi. Allora, Vinice, siamo ormai alla chiusura. Ti faccio ancora una domanda e poi aspettiamo se qualcuno vuol fartene qualcun'altra. Allora, con la resa di Castel di Cagliari, chiamiamolo così, nasceva il diritto e di fatto il regno di Sardegna, che poi ci piaccia o no, con le guerre che poi... Mi preoccupano alcune cose. Intanto la mancanza di vere fonti, anche se devo dire gli archeologi hanno fatto sempre delle grandi ricerche. È possibile che si scopra qualcosa anche un pochino più avanti, forse dovremmo entrare dentro gli archivi spagnoli e non solo, ma anche dentro quelli pisani. Possiamo affermare che dovremmo vivere meglio la nostra storia allora, e che di storia della Sardegna a scuola della Sardegna se ne parla poco, no? E l'ultima domanda: viste le numerose invasioni, qual è la vera identità e il carattere dei sardi? Alla fine il giudicato di Arborea fu davvero l'unico a dare un'identità al popolo sardo? E chiudiamo. Insomma, adesso entriamo in un campo diverso, per certi aspetti interessante, per altri aspetti minato. La questione delle invasioni l'abbiamo già affrontato prima. Noi siamo stati invasi, sfruttati, puniti per tanti aspetti, però allo stesso tempo siamo stati integrati. Non necessariamente chi era integrato era un collaborazionista, perché nel Medioevo o in altre epoche il concetto di nazione sarda viene vissuto in maniera del tutto differente in ogni epoca, naturalmente, no? Oggi noi abbiamo in testa il concetto di autodeterminazione dei popoli e di libertà, ma che sono mutuate da
dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese, dalla rivoluzione d'ottobre in Russia, dalla Comune di Parigi, dalle conquiste delle democrazie, dalla fine delle guerre. Ecco, non possiamo paragonare, ragionare, guardare le vicende della nostra isola sempre con gli occhi ideologici di oggi, che hanno degli obiettivi, per cui io posso anche capire che oggi si possa andare a dire che Cristoforo Colombo non ha scoperto l'America, ma è sbarcato in America e ha avviato, certo, un rapporto tra le Americhe e l'Europa, ma a che prezzo, naturalmente. Allo stesso tempo, io non sono di quelli delle distruzioni delle statue, no? Nel senso che fa parte della nostra cultura europea, ma d'altra parte, se andiamo a guardare le economie del Medioevo, ma anche prima, ma anche dopo, erano fondate esclusivamente sullo schiavismo. Per cui se noi andiamo a valutare questo, giustamente a noi oggi ci fa orrore lo schiavismo, non dovremmo mai parlare di storia, dovremmo condannare, ma la storia non è fatta per condannare, va, come si dice, contestualizzata, spiegata. Non è che odiamo Giulio Cesare perché era Giulio Cesare, perché, a parte i nostalgici dell'impero, voglio dire, dobbiamo capire che cosa è successo, perché in Sardegna c'è questa tendenza, no? A cercare sempre un'età dell'oro che poi in realtà non c'è mai stata, per cui torniamo sempre indietro e per quindi ci innamoriamo del periodo, faccio un esempio, giudicale, il che è vero, forse è stato il periodo più straordinariamente originale della Sardegna rispetto all'Europa e dobbiamo esserne orgogliosi, ma allo stesso tempo dobbiamo guardarlo anche in termini un pochino critici e autocritici, per cui non erano dei giudicati autonomi, perché lo stesso giudicato di Arborea che abbiamo citato da un secolo e mezzo era pienamente, la dinastia si chiamava Baas Serra, non è che si chiamasse Cuscuzzu Serra, Baas di là. Molti di questi sovrani, regnanti, giudici, principesse, Donnichellos, erano nati a Barcellona, a Molins del Rey. Non è che dobbiamo ipotizzare, cioè non dobbiamo avere degli eroi da questo punto, dobbiamo valutare storicamente la cosa, per cui i giudicati sono stati una delle cose più importanti e più interessanti della nostra storia sarda, da cui nasce, come metto in epigrafe, una bellissima frase di Umberto Cardia: la critica giusta, storica e politica del presente sul passato non può farci dimenticare che là, in quei secoli oscuri di rude e sanguigna vita autoctona, sono poste le radici della nostra aspirazione autonomistica, perché là, in quelle immemoriali profondità, sono le fondamenta della nostra peculiarità etnica, storico, politica e culturale, della specifica, irripetibile struttura economica e sociale della nostra terra. Ecco, questo è un modo giusto di approcciare, non di pensare a età eroiche, di guardare quello che di specifico abbiamo avuto, perché se no, tornando indietro, arriviamo al culto delle acque, che per carità è importantissimo, ma non è esattamente quello che serve a noi e ai ragazzi che si avvicinano alla storia, caro Gianni. Tu sei stato un apprezzatissimo dirigente scolastico. Troppo buono. Quante difficoltà ci possono essere state nel tuo lavoro per affiancare le vicende della Sardegna, non necessariamente storiche, anche romanzate, a quelle del programma scolastico, tante, quindi è un argomento ancora giusto, vivo. insomma. Vabbè. C'è qualcuno che vuole fare delle domande a Vindice? Okay. Se nessuno vuole fare delle domande, vabbè, magari aspettiamo un scuola, attimo. come facevi? Aspettiamo. Facevi finta di... Poi, ma poi sono la campanella. Vabbè, no, la campanella sta per suonare. No, va bene, comunque. L'unica cosa, la raccomandazione è che questo è un romanzo, ne abbiamo parlato quasi tutto di storia, non abbiamo parlato della fatica per costruire un libro che uno si deve divertire leggendo. Certo. Il mio obiettivo è quello, certo. Divertirsi, imparare qualcosa o comunque avere degli stimoli, ecco, poi venire in biblioteca o andare in libreria e vedere altre cose. Ecco. Invece c'è una cosa che voglio chiedere io a un'archeologa. Ne hai facoltà. Che non è tanto, è una domanda retorica, ma noi siamo in presenza, la faccio io la domanda, siamo in presenza in Sardegna, e mi collega alla mia ultima risposta, a un tentativo di una riscrittura della storia sarda secondo stilemi di fantasia. Esiste questo aspetto della fantarcheologia, che poi si può trasportare anche nella storia, no? Alla ricerca sempre di un qualcosa di mitico, che poi in realtà non è vero. Assolutamente sì,
purtroppo, purtroppo per la nostra storia, perché vabbè, lui mi ha presentato come una grande archeologa. Sono un'archeologa, purtroppo poco praticante per la situazione che abbiamo in Sardegna e in Italia, sì, assolutamente. Però ci sbattiamo ogni giorno la testa su tantissime dichiarazioni che leggiamo, perché purtroppo, a parte che siamo in un periodo in cui tutti si è esperti di tutto, il periodo siamo tutti virologi, siamo tutti geologi, siamo tutti ingegneri. Ogni tanto, visto che purtroppo la professione dell'archeologo non è ancora, non esiste un albo, non esiste proprio un vero e proprio riconoscimento, quindi tutti si arrogano un po' il diritto di, avendo letto qualcosa senza magari anche nessun fondamento scientifico, come nella maggior parte dei casi, vogliono tutti riscrivere la storia della Sardegna. Purtroppo l'abbiamo sentito dire anche da personaggi che ci rappresentano a livello regionale e ci rappresentano purtroppo anche a livello nazionale ed internazionale, che leggendo qualcosa vogliono sempre assolutamente ritornare alla grandezza della nostra isola. Allora si passa da un estremo all'altro, come effettivamente hai detto, dall'essere i dominatori assoluti o dall'essere sempre stati sfruttati. Magari la verità sta nel mezzo, come in tutte le situazioni. Sì, abbiamo avuto un ruolo importantissimo durante il periodo giudicale, che come detto è stato un periodo importantissimo, ma già durante il Neolitico, ma per la semplice posizione della nostra isola, siamo al centro del Mediterraneo, al centro di tutti quelli che sono stati gli scambi che da sempre ci sono stati, quindi per caso di forza maggiore ci si fermava in Sardegna, avevamo qualcosa di cui vantarci, di cui insomma commerciare, anche se effettivamente non è la parola giusta. Nel periodo nuragico, il periodo nuragico è veramente violentato da questi personaggi che vogliono appunto riscrivere questa storia. Andrebbero riviste sicuramente tante cose, perché comunque non dico che l'archeologia sia impeccabile, non lo è assolutamente, è comunque una scienza che adesso si sta rivalutando tanto con l'aiuto di altre discipline. Prima magari si aveva una visione molto più effettivamente alla ricerca dei grandi tesori, che lo scopo era solo esclusivamente di trovare il reperto e su quello costruire la storia. Effettivamente la storia si costruisce unendo tantissime cose. Molte cose si stanno rivalutando adesso, però non è assolutamente come ci vogliono far credere. Grazie. Mi sono permesso io di fare una domanda, perché questo aspetto della invenzione veramente ci sta un po' guastando le cose. Allora, ritorniamo al romanzo storico. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Sì, quindi ce n'è già fatto una, quindi basta. Allora ci vediamo tutti quanti in libreria con La conquista di Lecce. Andate alla Ubic. Grazie Lecce. Grazie.